Eder. Mech. Pallister. Il 13 gennaio abbiamo sentito Francesco, medico di base di Resinovic Liliana e di Visintin Sebastiano. Aveva visitato anche il Visintin. Il 13 gennaio abbiamo sentito Francesco, medico di base di Resinovic Liliana e di Visintin Sebastiano. Il sanitario, dopo aver verificato sul proprio software la cartella clinica della donna, ha riferito di averla visitata per la prima volta il 5 ottobre 2020 ed, in quell'occasione, aveva visitato anche il Visintin. La Resinovic era solita recarsi in ambulatorio a ritirare o ad ordinare periodicamente i farmaci per il marito, sofferente di una cardiopatia con ipertensione arteriosa, per la quale deve, ancora oggi, assumere farmaci quali l'amiodarone, il losartane e la cardioaspirina. Specificava che il losartane agisce sull'ipertensione arteriosa, l'amiodarone è un antiaritmico e la cardioaspirina è un antiaggregante, che impedisce la formazione dei trombi. A specifica domanda se, a suo parere, il sovradosaggio di tali farmaci potessero portare alla morte di una persona, il medico affermava che, parlando di un'assunzione acuta ovvero di una notevole quantità di farmaco assunta in un'unica soluzione, una trentina di pastiglie di amiodarone, potrebbero portare ad un arresto cardiaco. Non indicava gravi patologie o stati depressivi o farmaci particolari in uso a Liliana. Poi siamo andati a fare due chiacchiere con Sebastiano Visintin, con il quale su sua indicazione, abbiamo notato che non vanno a sportello del mobile in cucina. Era presente un sacco in nylon al cui interno erano riposti numerosissimi sacchetti da supermercato, mai usati, solitamente adibiti al contenimento di frutta e verdura. Molti di questi sacchetti presentavano il marchio del supermercato Conad ed erano perfettamente uguali ai due sacchetti che coprivano la testa della Resinovic nel momento in cui è stato rinvenuto il suo cadavere. Circa la loro presenza in casa, il Visintin ha riferito che, sia lui che la moglie, allorquando effettuavano la spesa, erano soliti prenderne più di qualcuno per riporre la merce acquistata. Se poi quest'ultimi non venivano tutti usati, quelli che avanzavano non li riponevano nuovamente nel loro contenitore dal quale erano stati prelevati, ma li portavano a casa per successive ed eventuali necessità quotidiane. Non è stata invece notata la presenza di alcun cordino e il Visintin ha negato di avere in casa ovvero in cantina alcun rotolo di corda o comunque cordini in genere. In riferimento alle chiavi rinvenute nella borsetta della Resinovic all'atto del suo ritrovamento, l'uomo ha riferito che, dopo averle viste, si era accorto che erano quelle di riserva che la coppia era solita custodire con un portachiavi in legno, appeso nel corridoio. Specificava che quelle originali della donna non le aveva rinvenute in casa ed invitava gli scriventi a visionare, insieme a lui, le varie borse riposte nell'armadio per cercarle. Cosa che facevamo ma con esito negativo. Uguale ricerca, analogamente senza alcun esito, è stata fatta, sempre unitamente al Visintin, tastando i vari indumenti già appartenuti alla donna, appesi sia all'interno dell'armadio che sugli appendiabiti dell'appartamento. Non sono state notate dagli operanti bottigliette d'acqua uguali a quelle presenti nella borsetta della Resinovic al momento del ritrovamento né sacchi neri per la spazzatura e l'appartamento si presentava in perfetto e meticoloso ordine. Alla richiesta su cosa fosse abitudine della moglie consumare per colazione, lo stesso ha risposto che, di solito, beveva il tè e mangiava biscotti di vario genere. In riferimento all'ultima colazione prima di scomparire, l'uomo riferiva che, quella mattina, aveva lasciato la moglie con il tè che si doveva ancora raffreddare e, pertanto, essendo uscito di casa perché doveva svolgere le proprie commissioni, non l'aveva vista materialmente consumare la colazione. In riferimento alla testimonianza rilasciata in data 27 dicembre 2021 da Gabriella che aveva riferito di aver visto, in data 22 dicembre 2021, verso le ore 09:10, una donna somigliante alla Resinovic Liliana nella zona di Piazza dell'Ospitale, abbiamo acquisito le registrazioni di alcune telecamere presenti in zona, la cui visione ha dato esito negativo. Intanto abbiamo constatato che le 3 chiavi rinvenute nella borsetta della Resinovic Liliana nel momento in cui è stata rinvenuta cadavere aprono il portone dello stabile di via del Verrocchio numero 2 e le 2 serrature della porta di accesso all'appartamento Resinovic Visintin, come riferito da quest'ultimo, sono quelle di riserva, solitamente custodite in un portachiavi in legno appeso nel corridoio dell'appartamento.
A Palermo invece è stata sentita Maria Rita, dalla quale Visintin Sebastiano ha dichiarato aver ricevuto una chiamata la notte tra il 05 e il 6 gennaio, precisando di non aver risposto in quanto non udita. Era presente suo figlio quindicenne, Giuseppe, reale utilizzatore del numero di telefono. Il ragazzo affermava che, la notte della telefonata, aveva visto attraverso YouTube un servizio delle Iene in cui si parlava dei famosi top number, ossia utenze composte da una serie di numeri, uno dei quali si ripete più volte nella sequenza. A tal proposito ha riferito di ricordare con certezza di aver digitato, come esperimento, sul proprio cellulare un numero il cui ripetersi era il 7. Specificando che la sua curiosità era nata dal fatto che, la persona intervistata aveva detto di possedere parecchie numerazioni del genere che, sul mercato, avevano un grosso valore economico in quanto vi sarebbero molte persone disposte a pagare anche cifre alte per acquistare un numero top number per usarlo come numero personale. La madre Maria Rita ha, infine, dichiarato che né lei e i suoi figli hanno parenti o amici triestini o che vivono a Trieste. Nel periodo intercorso tra il 1 dicembre 2020 ed il 24 dicembre 2021. Dall'analisi della movimentazione bancaria, non sono emerse situazioni evidenti di interesse, è emerso esclusivamente un pagamento risalente al 6 ottobre 2021, di 157 euro. Accertamenti svolti attraverso fonti aperte hanno permesso di verificare che ARDIS è l'acronimo dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio e, tra gli indirizzi dei contatti, è presente quello di via Fabio Severo 150, edificio E2. Poiché tale indirizzo è posto nelle immediate vicinanze della zona dell'ex OPP, nella presunzione che potesse rilevarsi di interesse investigativo, veniva richiesto alla stessa ARDIS di comunicare il motivo del bonifico. L'ARDIS, con nota scritta che si allega alla presente, comunicava che il versamento oggetto di accertamento si riferisce ad un posto alloggio presso la casa dello studente Palazzo de Bassa di Gorizia concesso a Resinovic Veronica, nipote della Resinovic Liliana. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.